L'ottava posizione a livello nazionale, che è la più alta mai raggiunta dal nostro territorio nella classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, è naturalmente una grande notizia, perché dà l'idea di una città, di un territorio che stanno crescendo, che stanno migliorando nella qualità della vita che garantiscono ai cittadini, soprattutto sul fronte della cultura, dell'ambiente. Passi avanti importanti ma che non bastano, perché c'è ancora tantissima strada da fare e un risultato come questo ci motiva ancora di più ad andare nella giusta direzione. Per la prima volta dunque Vicenza entra nella top 10 della classifica del prestigioso quotidiano economico in merito alla qualità di vita del territorio iberico, seconda provincia in Veneto dopo Verona con un balzo in avanti di 14 posizioni in un solo anno, mai così in alto in 35 anni, la migliore posizione precedente nel 2019 con l'11° posto raggiunto. Tra le voci che sono state maggiormente premiate ambiente e servizi con un incremento di 22 posizioni e cultura e tempo libero con un più 21. A rimarcare invece le negatività registrate le forze di opposizione in Consiglio Comunale. Fratelli d'Italia esprime forte preoccupazione per il 59° posto in cui Vicenza si colloca nell'indice di criminalità 2024 con 26.162 denunce registrate. Un dato tutt'altro che trascurabile che secondo i consiglieri evidenzia l'incremento significativo dei reati e una crescente percezione di insicurezza tra i cittadini. Il capogruppo Nicolò Naclerio, che ha incontrato sabato la titolare di un supermercato del centro, ultimo tra i rapinati in ordine di tempo, chiede alla Giunta misure immediate per garantire maggiore sicurezza nel territorio e annuncia battaglia al prossimo Consiglio Comunale. Siamo venuti a portare solidarietà come gruppo consigliare di Fratelli d'Italia ai commercianti qui del centro che troppo spesso vivono queste situazioni ormai a qualsiasi ora del giorno. Noi come gruppo consigliare faremo delle proposte anche la prossima settimana in Consiglio Comunale che vanno dalle modifiche dell'orario della Polizia Locale a creare un nucleo in Borghese che si occupi proprio di questi reati predatori e della microcriminalità.